Lunedì 30 maggio, Santa Giovanna d'Arco. È il 151esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 215 alla fine. Il sole sorge alle 5:26, tramonta alle 20:51. La luna si leva alle 2:14, tramonta alle 13:54. Le flotte veneziana e genovese si scontrano nel mar davanti ad Anzio. Con un tempo inclemente, la battaglia dura tutto il giorno e al calar della sera 5 galere genovesi sono catturate e una sesta finirà sugli scogli. Vettor Pisani può portare a Venezia, assieme agli altri numerosi prigionieri, anche l'ammiraglio genovese Luigi Fieschi. Le previsioni per domani. Tempo variabile e instabile, con frequenti annuvolamenti cumuliformi alternati a qualche schiarita nel corso della giornata. Probabili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in leggero calo in pianura, in lieve aumento in montagna, minime stazionarie o in ulteriore lieve calo.